Certo, peccato no sul primo gol perché diciamo, ha spostato la palla e ha tirato, ha fatto un gran gol e non l'ho vista partire. Più sul secondo che non sono stato tanto reattivo, però la difesa si è comportata molto bene nonostante le numerose assenze. Andiamo avanti e ci godiamo questo primato, anche se non è facile tenerlo perché dietro abbiamo squadre agguerrite che ci stanno sempre alle calcagne. Beh, innanzitutto l'importante è allungare la classifica, cercare di vincere più partite possibili e poi verso la fine del campionato vedremo dove staremo. Vedremo dove staremo e ce la giocheremo al massimo alle finali. Poi volevo salutare tutta la squadra, voleva salutare il nostro addetto stampa Pier Giorgio Frazzini che gli è venuta a mancare la madre e gli facciamo un grosso in bocca al lupo, tutta la squadra è con lui e questa vittoria è dedicata specialmente a lui quest'oggi.